Buone domeniche e buone Pasche, che l'amor, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e che resti. Il Vangelo è quel di Giovanni. La prima di settimane, Maria di Magdale arriva al sepolcro, un'ore a buon'ore, all'era anche oscuro, e vio la piere tirate via dal sepolcro. Allora ecco, e va di Simon Pieri e di quell'altro discepolo che Gesù voleva più bene. Urdis, e han portato via il Signore e non sapevano indulà che lo han mituto. Alle partite allora Pieri e anche quell'altro discepolo e sono là al sepolcro. Accorreva in due insieme, ma quell'altro discepolo alla corrut più svel di Pieri. All'arrivato prima lì dal sepolcro e sbassansi all'avvio dudis gli sfassis che erano slargiati spartiare, ma non le è entrato. Poi all'arrivato anche Simon Pieri che veniva da Ur e alle è entrato al sepolcro. E all'avvio dudis gli sfassis che erano slargiati spartiare e il sudari che gli era parsore dal chiaf in bande, non insieme con gli sfassis, pleat. Allora è entrato anche quell'altro discepolo che gli era arrivato per prima al sepolcro e alla veduto e alla credut. Difatti non aveva anche mo capito la scrittura che lui aveva di risuscitare dai morti. Ecco mo. Allora, osin propite a buon'ore. Già anche molto al scuro, ho vinto queste benedette femmine, la Maddalena, che voleva tan ben che mai al Signore. Ho le vinto che partisse a buon'ore tal scuro. E è la prima di settimane, e ta che una nuova storia, e anche mono lo sa, ma è cora al sepolcro. Ecco, vedete che tutti corrono in che Vangeli, e corrono là di lui, in pratica, è là che lui all'era sapulito, e corrono, ma alle un cori, che le insegna la strada, in pratica, dall'amore che arriva fin al Signore. Allora arriva là e avviò la piera tirata via dal suo... Oddio! Allora propite, hai la sepoltura de morti che sepolcri viartli, perché la morte vuol dire che non è la ultima roba che tocchi, la morte è penultima, come il mal de vite, perché tutti i nostri smai e passin e no o restin. Insomma, è scouvierts che è succeduto al caltri dopo de morte, che la morte non è la fin. Beh non. Allora anche noi proviamo a pensare, quando si inter sepolcri, perché sono dei momenti che non si sentono schierati dentro dal nostro avvilimento, dal nostro fallimento, dalla nostra disperazione, dal nostro peccato. Attenzione, a lei di salta fuori che il sepolcro lì si può sempre essere un'altra roba. Ecco, di modo che neanche per noi il male non è l'ultima roba, è sempre la penultima. E allora come ho preso proprio perché il Signore ci fa capire c'è tanti sforzi scovin dentro di noi per saltare fuori dai sepolcri che non siano dentro te vite. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, tanti giornati di queste nostre vite e hanno già il sapore di morte. Quando si sentono di besoi, quando si avvilis, quando tutto non sa di noi, quando non sappiamo più che fa. Io, Signore, così ti hai fradis col battesimo, e come te, ho si fatto per resurire di tutti i nostri morti. Io di non sto avvio di più in là, dice che non avvio din. Fasi non scoviargi dentro di noi l'istanti se risorsi scovin.
Danos la fuarci di là più in là di là così. Grazie, Signor, che tu non tu hai resistute tombe senza di noi e tu hai voluto resurire per restare sempre con noi e farnos cercare che altre vite già inchieste perché florissi come una primavera che vince ogni unviar. Amen. Allora, queste benedette Marie, a cor, e dite che il Vangelo fa di corse che il ca, a cor la dai appuesti, a Dio di corse, hanno portato via il Signore non sapendo la che lo hanno messo. Ecco, la prima spiegazione dal sepolcro wait è che la spiegazione umana lo hanno portato via. Immaginarsi, loro restano, a partissero Pieri e Giovanni di corse a verificare proprio le parole che ha detto la Maddalena, perché alle chiaminanti insieme che si nasce fede, non la vingude dei nostri genitori, dei nostri nonnos la fede, ecco, non è un fatto d'uomo individuale, e sono là insieme. Giovanni, che le più giovani, arriva prima, però per rispetto, spiete Pieri, bellissime queste, ecco, quando si è in comunità, ognuno è sulla strada di fede, ma ognuno, uno è in davanti e l'altro in daur, si tratta di spietarsi, di non squalificarsi, si tratta di sopportarsi, si tratta di spietarsi. Ecco allora che lui lo spiete e entri in tutti i due. Abbiamo di farsi spartiare, ma se tu hai di roba un cadavere, atto di disvestilo, è il necessario? No, assolutamente. In più, il sudare alle pleate in bande, ma un calrobe alla premura non si ferma a pleare. Vedeso, mediante i segni, loro pensano a un'altra roba, non le robate. A pensano a scritture che dicevano che lui aveva di resurire. E allora è crodin, ecco, calcedi resurito. Perché anche per noi sono i segni che ci dicono la presenza di Cristo resurito. Attenzione, sono segnali, lui non lo vede. O viodin i suoi segni. Mi contava un uomo che era llevato, allora, il cielo era annullato, ma sono ridotto qui dentro e era annullato lui, e si lagnava con la femmina che gli era lì per tutto ciò che era succeduto in te vite. La femmina si è capace la brie di mettere in rie le sfortune che aveva avuto che l'ompli. E dite, viot che tu sei sfortunata le che femmine lì, perché è come ti ha fatto viodi, là che il Signore gli era presente in tua vita. O quindi scoviargi, ognuno di noi, dai fatti che non succedono, la presenza del Signore, che l'è resurretta e non l'ha resistita tombe, ma è presente nelle nostre vite e ognuno di noi ha di ve dai fatti. Riles, come che loro, in base ai sfassi che gli era in partiare, in base al sudare che gli era pleato in bande, e sono arrivati a capire che lui era resurretto. Anche noi capiamo che è presente nelle nostre vite proprio mediante fatti. Les capis interpretas con fede. E come ho prego. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, tu sei la risurrezione già in queste vite e tu dici che se non vin fede, la morte non vincerà. E allora, nei momenti di vita che non sanno di morte, io di non sacrodinte, per salta fur vis, quando io sin avvilis, io di non sacroditi d'ogni di noi. Quanto vi scurde van dai voi, fanus viodi la tolus. Quanto sin dispossens, danus la to fuarce. Quanto non sa vince di, ispirinus con la to peraule. Quanto non sin contens,
iudinus a fa sta ben che gli altri. Quanche os inferis, iudinus a guarì che gli altri. E in che spassa di no a ti per arrivare a che gli altri, o vivarin la Pasche di ogni dì. Amen. E l'augurio alle noi altri che di Deus, che il Signore alle con vuatris. Sempre, sempre, sempre. Covedis la grazia di sentirlo d'ogni e di non sentirsi mai di besoi, per vivi in compagnia con Lui. Buone Pasche e mandi.